Bentornate care Aquile a questa nuova puntata di Aquile Libere, in onda tutti i martedì sera su Telepordenone alle 20.45 circa, 20.50 comunque dopo il TG. Sono da poco trascorse le elezioni europee che si sono appunto svolte alla fine del mese di maggio e noi friulani che insomma comunque ci troviamo nella Mitteleuropa naturalmente interessano molto queste elezioni europee che ci sono state. Ci siamo rivolti e abbiamo supportato in maniera forte l'unico partito, l'unica lista che qui in Italia, presente tra l'altro solamente nella circoscrizione nord-orientale dell'Italia, rappresentava quello che è il carattere territoriale del suo luogo, dal luogo in cui questo partito si è fondato, che è l'SVP, che ha eletto un proprio europarlamentare, l'amico Herbert Dorfmann, che noi abbiamo supportato anche prima delle elezioni appunto come unico rappresentante di quello che è un concetto territoriale appunto del Sud Tirol. Al nostro amico Herbert vanno i nostri complimenti, le nostre felicitazioni, gli abbiamo anche scritto, ci ha anche risposto ringraziandoci per il supporto dato. E da oggi un'Aquila del Friuli in più seduta ad un consiglio comunale. Complimenti a Christian Fior, il nostro referente per il Friuli Collinare, che alle ultime elezioni comunali di Ragogna ha ottenuto un posto da consigliere. Grande Christian! Dopo questa breve introduzione e prima di lanciare il prossimo servizio, volevo ricordare due cosucce non poco importanti. La prima è la nostra campagna tesseramenti. Aquile dal Friul è in campagna tesseramenti. Naturalmente a noi non interessano più di tanto quello che ne proviene dalle tessere piuttosto che i numeri, ma ci interessa molto il fatto che Aquile dal Friul possa crescere numericamente. La crescita numerica è fondamentale affinché il Friuli possa avere un suo partito, più siamo forti. E perché no, magari anche un domani aspirare, come l'amico Herbert è stato per il Sud Tirolo, mandare anche noi al loro Parlamento, perché no, un friulano che rappresenti il Friuli. Altro aspetto importante, inviateci le vostre foto, le foto delle vostre bandiere esposte. Sono sempre di più, ce ne stiamo rendendo conto anche girando noi stessi del Movimento Aquile dal Friul attorno per il Friuli, fuori dai balconi, sui pennoni, sempre più bandiere del Friuli. Mandaci la tua foto indicando il luogo di provenienza e noi la pubblicheremo qui ad Aquile Libere. Mandala pure all'indirizzo mail che in questo momento stai vedendo in sovraimpressione. Ed ora lanciamo il prossimo servizio. Mandi a tutti, benvenuti a una chiacchierata. Voi uspartin una signora che scrive Flapis e che ence li conte, Marisa Gregoris. Mandi Marisa. Mandi. Sin chi se non sconti tu vuoi? Voi usconti di Flavia che per titolo Liar senza nome. All'era in sud per caso, per via di un misclitz combinato dagli agenti di atmosfere, da un tempo non pandut. Tal soiesi aveva tutte le caratteristiche da l'aiar, al poteva sgarnire su tutto, iesi malcuiet, gambiassi in privele, insumis, une brutte ande. Lui però non doprava tutti come che altri, non si sentiva come loro, che aveva in un nome, buere, tramontate, maestral e tan lontan di chenti erinatris, braurose famose. Aveva ciruto tanti volte di fare un po' di amicizia con loro, ma che noi poca aveva divenuta i pis. E lo scorsava in via. Tu sei flap, gli dicevano, e per zonte non ti has un nome, sono facendo acclamati. Lui, pieno di soluzione, sciampava a tapponarsi entro gli spieri dalle montagne. E c'è per via che aveva immettuto a tor la ciacare che lui alvignava dal forest e di sicuro la sua natura non era clara. Coi po' di iesi un che si sgrisule avvio di che altri saiars che con loro tiramat a strissavi in null fino a farlo vai come un scoreat. Loro che erano quasi contenti quando si sentivano a dire sei arat alta e la muse. Lui invece aveva in sé un gran senso artistico. Quando la neve cominciava a colà,
al faceva in modo che i flux diventassero tanti farfalli bianchi e li faceva svuolator. L'aghe la faceva diventare tox di diamanti e col so sofflare leggero, gli snulli diventavano bombas, ma parvie che lo aveva inciappati in picche arrivava qualche iara brutta di sfà tutte le sue creazioni. Nessuna le completa al soiesi, tan manco l'aiar che è sempre a cirialc. L'intero di se stessa è sempre difficile ciatalu. Così ha scominciato la torta agli ori piccoli, intardansi a volte sul cricadì. E al fo una di quei mattini che un aiarin lizer come ne pavè, lo aveva appena sfreolato per poi disfarsi subito dopo. Quei sac di cui che sofflade così dolci al pensare. Si smaraviavano poco, nessuno si era mai interessato a lui. La mattina dopo, al fase di tutto per intardarsi, e pare per fin di essi tal mezzo di un sun, quanche al sentì di nuovo che il reful calucciarinave, tutti ingolositi al paravia la sudizione e plen di coraggio a domandare: «Ma qui sei tu? Di dove ventu?» Come un esumiele di notis, arriva la risposta. Io sono la Bavisele e col me soffladols i fas del miglior per disfare il calor di lunghi sgnos e des primis mattinis d'estate. Non avevi mai sentito favela di te, rispondi lui. È vero, aggiuntai, ma io i lavori senza far rumor e non doi mai tal voli. Tanche le dols, tanche arriva a ciarinare l'arpe e sui convinte che ogni opera, anzi la più importante, devi essere fatte tal cidinor. Queste risposte i fase capì che non aveva più di vergognarsi dal suo modo di essi e che qualchedun che someave aveva fatto compagnie. Così, tal cricadì des mattinis d'estate, la Bavisele e l'Aiar sense non si erano insieme e a passin a rifisciadut e l'albe iucuche contents dai colors del creato. Brava Marisa. Allora, troppi flabis tu scritto, perché tu sei sognato 3D che tu tiri fuori qualche duna. E hanno tanti scritti, flabis per Grains, flabis per Pisui. Pubblicati. È pubblicati, sì, si pubblica continuamente. E io spero che i frus ti vedi infatti l'applauso, battuto le mani a jazz, perché come sempre manco li flabis vengono contati. Come è stato facendo? Adesso sto pubblicando sulla Flamme Podiodisi, sì, ecco, la storia del VAR, perché il VAR è nasciuto al mio paese. Però adesso non le picchi sto VAR, l'hanno maltrattato, se l'ha sciampata a tapponarsi. E allora a me mi dispiace tanto perché non si è accompagnati i sums delle nostre gioventù, il VAR. Il VAR per noi è stato l'importanza dell'aghe che è perduta, adesso verso il rubinetto l'aghe ancora, ma quando vengono di là sul lavadora, lavare, drenti, lì che era in Poias, il lavador si fa, era di grande importanza avere un corso di aghe e maltrattarlo così non si può. No. Stanno giusto cercando che il momento che proprio sul fluntilimento e su altri corsi di aghe che sono qua in Friuli, perché vogliono fare centralini, srovinaio, e è un fantasin dalle bandi della sclavania che vogliono fatto dita che disso che è veramente in gamba, che sta protegendo dai poeti veramente biei. E come Marisa, io spero che tu torni a contare altri flabis per i frus che sono in scolte, perché sarebbe bien dedicare anche a loro qualche centonuto e non tabado me robis di grange, no? Podio di robe che chi megnesse che fa la seconda pronipote alla partata a scuole, all'angletta a scuole, no? E dopo volevi dire altre robe. Una volta il flums era là in dal paese che teneva mens e loro sapevano in modo che avevano di trattaio. Adesso uno non può sapere
le esigenze di un flun che ne robe vive se tu stai a Roma o a Milano. Che Bisogna tornare alla in dal paese, che ha sempre rispettato. Scusate, ma no, giustamente Marisa. Allora io ti ringrazio di essere venuta e volevo dire agli ascoltatori se voi di venire o chi fa una chiacchierata con me e trattare di tanti altri robis, l'importante è chiacchierare in furlan. Io vi aspetto, se volete o vai sulla mia pagina di Facebook e lì che si scrive il messaggio, se potete mandarmi e io us darai le date di quando noi so facendo in tempo. Intanto io saluti e come al solito di Furlan, svevela il Furlan, ma man a duce. Le proposte di Acquile dal Friuli. Valorizzare il collegamento con i focolars dei friulani all'estero. Rivedere in chiave moderna e funzionali i collegamenti culturali con gli immigrati friulani all'estero, che rappresentano per il Friuli, oltre che la storia passata, anche una preziosa ambasciata presso i paesi dove risiedono. Riprogrammare gli obiettivi dell'Ente Friuli nel mondo e delle diverse associazioni che operano da ponte tra il Friuli e i tantissimi focolars all'estero, con un'attività di scambi culturali e di reciproca riscoperta dei valori comuni, anzitutto identitari e linguistici, anche per i giovani.